Sabato 25 alle ore 17 in Chiostro Albini racconteremo a chi potrà essere presente, perché saremo a numero contingentato, le novità del Museo Archeologico, in particolare il riallestimento delle due sale che che conservano la collezione egizia, un riallestimento che vede protagonista Giovanni Battista Belzoni. Saranno presentate il 25 settembre con un evento durante le giornate europee per il patrimonio, le nuove sale egizie al Museo Civico degli Eremitani. Forti della spinta data dalla mostra evento su Giovanni Battista Belzoni, le due sale che ospitano i tesori dell'antica civiltà dei faraoni sono state ristrutturate ed arricchite. Non è però l'unica novità per la cultura padovana, perché il percorso degli affreschi trecenteschi che hanno portato a Padova il prestigioso riconoscimento di patrimonio dell'UNESCO si allarga anche ai musei della provincia. La casa del Petrarca, donata da Francesco il Vecchio a Francesco Petrarca, abbiamo predisposto un biglietto agevolato che permette a coloro che la visitano di poter accedere a prezzo ridotto al Museo di Este e ad una struttura espositiva del Comune di Arquà. Quindi si è creato un rapporto tra il Ministero dei Beni Culturali, il Comune di Arquà e il Comune di Padova.